Impegno civico è un movimento politico che nasce dalla scissione dal Movimento 5 Stelle del ministro degli esteri Luigi Di Maio, deluso dal suo vecchio amore politico. In cui ci siamo accorti che il Movimento 5 Stelle, quello che era casa nostra, quello che io stavo da 9 anni, non era più il Movimento 5 Stelle che faceva il bene degli italiani, ma era il Movimento 5 Stelle che cercava soltanto proclami elettorali. E una volta creato il nuovo partito è stata la volta anche di un nuovo programma con priorità giudicate chiare e irrinunciabili. Abbiamo scritto 15 punti per gli italiani che secondo noi sono da fare subito. Il primo, e questo diciamo mostra anche la nostra concretezza, il primo è il taglio delle bollette all'80%. E questo è un provvedimento che si può fare nel convinto impegno civico, ma solo da parte del prossimo governo, perché al momento questo, ancora in carica, può occuparsi solo di ordinaria amministrazione e quindi al massimo chiedere all'Europa un tetto al prezzo del gas. C'è un punto politico e impegno civico, non solo ha detto che cosa fare al prossimo governo, ma ha anche detto dove prendere i soldi. Il taglio delle bollette che noi proponiamo, l'80%, 13,5 miliardi, facendo i conti con la Ragioneria dello Stato, si possono prendere dall'aumento dell'IVA che ci sono stati negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi. I soldi ci sono già, sono a disposizione, si può tagliare le bollette dell'80% senza fare nuovi debiti allo Stato. Altre voci del programma da raggiungere nei prossimi 5 anni ruotano poi attorno ai giovani, dal salario minimo al salario equo, dal mutuo per acquistare la prima casa, garantito al 100% per i giovani, ai cambiamenti climatici che ci devono convincere a proteggere l'ambiente subito e non tra anni.